La Nazione Siciliana, notiziario del 3 giugno 2026. Agrigento, il centrodestra prosegue sulla linea Tafazzi. Incredibile ma vero, a 3 giorni dalla fine della campagna elettorale ad Agrigento, dal centrodestra solo notizie negative. Lega e Democrazia Cristiana rimangono in assoluto silenzio e non dichiarano ancora il sostegno al candidato superstite del centrodestra Dino Longe, e il loro candidato sconfitto Luigi Gentile dichiara che non vi sarà alcuna alleanza politica con Alonge. La linea Tafazzi delle martellate sui propri genitali quindi continua e Michele Sodano, candidato di Lavardera che probabilmente avrebbe vinto lo stesso ma con l'avversario in piedi, si prepara a spese del futuro di Agrigento ad una travolgente vittoria. Corte dei Conti, parifiche, manovra estiva e finanziaria. Il governo regionale si prepara alla manovra estiva di bilancio e alla prossima finanziaria che sarà l'ultima del governo Schifani prima delle prossime elezioni. La Corte dei Conti ha da poco parificato il rendiconto 2022 e si prepara a ratificare entro luglio quello del 2023. Riguardo ai rendiconti 2024 e 2025 è probabile che non si farà in tempo utile per sbloccare i fondi relativi. Insieme ai fondi ordinari si prevede una disponibilità di circa 3 miliardi. L'assessore all'economia Alessandro Dagnino, forte dei notevoli risultati, si appresta a predisporre ulteriori manovre espansive e di sviluppo. Un esercito di donne nelle giunte comunali. Nel febbraio scorso l'Assemblea regionale siciliana approvò una norma che prevedeva che in tutti i comuni superiori ai 3.000 abitanti il numero di assessore donne non dovesse essere inferiore al 40% del totale. La norma diventa effettiva a partire dai rinnovi di ogni singolo consiglio comunale. La prima attuazione riguarda quindi 71 comuni al voto nella tornata della scorsa settimana, compresi 3 ancora al ballottaggio. Tolti pochi comuni inferiori ai 3.000 abitanti, verranno nominate quindi nei prossimi giorni più di 250 donne assessore comunali. Una vera e propria rivoluzione. Il ragazzino di San Vito voleva uccidere. Il ragazzino di San Vito Lo Capo, che ha tentato di uccidere il proprio insegnante di tecnologia riuscendo soltanto a ferirlo leggermente, aveva scritto in chat di avere intenzione di uccidere i suoi 3 compagni di classe musulmani e una ragazza nera della sua scuola. Era collegato in rete con gruppi razzisti e aveva una conoscenza approfondita di tutte le stragi effettuate da gruppi suprematisti e razzisti in giro per il mondo. Le indagini quindi proseguono sui siti frequentati dal ragazzino, anche per comprendere se sia stato indotto da qualcuno a commettere quei crimini. Da New York alla Sicilia per salvare la lingua siciliana. L'associazione internazionale Arba Sicula, fondata a New York nel 1979, che ha fatto dello studio e della promozione della lingua e cultura siciliana la sua missione, sarà a Palermo oggi alle 17:30 al Grand Hotel Piazza Borsa con il professor Gaetano Cipolla, docente emerito alla St. John University, punto di riferimento per tutti i siculo-americani negli Stati Uniti, ospite dell'Accademia della Lingua Siciliana. Arba Sicula ha giocato un ruolo importantissimo nell'aiutare i siculo-americani a riscoprire le proprie radici e ad apprendere il siciliano, lingua bellissima ed espressiva parlata da milioni di persone in tutto il mondo. Banda dei certificati pro-immigrati clandestini con reati? A Ravenna è in corso un'indagine della procura locale relativa a cosiddetti certificati anti-rimpatrio, redatti con motivazioni generiche da alcuni medici di Ravenna, con l'obiettivo di evitare, questa l'ipotesi, che diversi migranti responsabili di reati e raggiunti da decreti di espulsione fossero trasferiti in un CPR. Alcuni dei clandestini dichiarati idonei dai camici ravennati, una volta tornati liberi, hanno accumulato una notevole sequela di arresti e denunce. Occorrerebbe valutare se esista una rete nazionale tesa ad evitare che clandestini autori di reati finiscano nei CPR. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.